Euroregione.news. Calendario storico dei Carabinieri, 8 lingue più 2. L'edizione 2023 del calendario storico dei Carabinieri, anche in friulano, presentata dal generale Francesco Azzeni, comandante della Legione, con l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ed Eros Cisilino, presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, alla presenza di tante autorità. Il calendario dell'Arma dei Carabinieri è un momento per noi molto felice, ma ne siamo molto orgogliosi. Questo calendario è il primo calendario in lingua friulana, in lingue furlane, in mari lenghe, e appunto noi abbiamo dato un piccolo o grande contributo. Non è questa la cosa importante è che vediamo che c'è una grande attenzione da parte della popolazione per questo evento, e c'è anche una grande richiesta di calendari proprio per l'apprezzamento non solo della pubblicazione stessa, ma soprattutto dell'arma, un'arma che negli anni, anzi ormai potremmo dire nei secoli, è fedele al territorio e ci ha consentito in questo tempo di poterla conoscere ancora meglio e di poter apprezzare quanto fanno per la nostra società e per la nostra comunità. Quindi il calendario rappresenta una tappa di unione ulteriore per quello che riguarda appunto la regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto la lingua friulana, che viene in questo modo appieno condivisa anche in un settore che è quello della sicurezza e quello della tutela ambientale, che in questo momento è assolutamente importante e rappresenta una tappa fondamentale per quello che è la nostra società, la nostra collettività friulana. Sì, siamo arrivati decimi ed è un buon piazzamento, nel senso che prima ci sono delle lingue ufficiali che servono per parlare al resto del mondo. Noi in realtà veniamo secondi dopo i sardi, ma è un gesto importantissimo di cui voglio ribadire e sottolineare l'importanza, perché quel calendario non è appunto soltanto un calendario, ma è un oggetto di cultura, di tradizione e di identità. È lo Stato che parla ai suoi cittadini e che racconta la sua storia, e il fatto di farlo e stamparlo e pubblicarlo anche in lingua friulana vuol dire raccontare anche questa parte di territorio e raccontare un paese che non è soltanto l'italiano, quello che parla l'italiano, ma è anche un paese fatto di tante piccole differenze che vanno valorizzate per poter rendere ancora più grande la nostra patria, l'Italia. Il calendario ha una storia lunghissima, questa è la 90ª edizione. Noi partiamo dal 1928 e a parte questa breve interruzione post bellica tra il 45 e il 49, da lì in avanti abbiamo sempre utilizzato il calendario come una forma che io chiamo iconica, ma anche di messaggio che diamo alla gente. Lo facciamo in 8 lingue ufficiali. Dal 2008 si è unita anche la lingua sarda, quindi della mia terra di origine, quindi sono particolarmente fiero, orgoglioso e molto felice di poter io essere colui che ha proposto e in qualche modo oggi ha presentato il calendario in friulano, che è la 10ª edizione in lingua tradotta di questo calendario dell'Arma, che quest'anno tra l'altro parla di un tema particolarmente delicato e a noi a cuore, che è quello della natura, della tutela ambientale. Quindi è bello poterlo fare ed entrare nel cuore, nella sensibilità delle famiglie friulane, stanziali e non solo stanziali, ma attraverso il fogolar friulano in giro per i 5 continenti, parlando la lingua della terra. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.